Lucio Di Paola comincia questa esperienza come candidatura alla presidenza della Regione, una candidatura che ha avuto un travaglio con la separazione del PD dopo le primarie. Ecco, quali sono gli obiettivi del Movimento 5 Stelle per catturare il voto alla Regione siciliana? Concretezza, entusiasmo e speranza, sono queste le tre parole che porteremo avanti in questi giorni. Abbiamo un programma, parliamo di programma, siamo gli unici che stanno facendo delle proposte concrete, ad esempio per il taglio delle bollette ai siciliani, e le proponiamo con forza e diciamo ai siciliani: guardate che negli ultimi 10 anni ha governato il centrodestra, ha governato il centrosinistra, non ha mai governato il Movimento 5 Stelle, ma siamo stati sempre lì a portare avanti delle proposte, delle istanze. Oggi chiediamo ai siciliani, nell'Election Day, andranno a votare più del 50% dei siciliani, si voterà sia per le nazionali che per le regionali, chiediamo un voto di forza, di entusiasmo, un voto che può cambiare le sorti della Sicilia e trasformarla finalmente dall'analogico al digitale. Questo è quello che vogliamo portare con forza e lo facciamo perché stiamo portando avanti l'agenda sociale e non l'agenda Draghi, e questa cosa ci tengo a sottolinearla, quindi qualunque tipo di separazione è stata fatta perché noi stiamo continuando a pensare agli ultimi, a tutti quegli emarginati. Sono 650.000 i percettori di cittadinanza in Sicilia, 650.000, 1 miliardo di euro di fondi, di soldi che sono stati investiti qui in Sicilia, che sono stati spesi da chi ha percepito il reddito di cittadinanza. Noi parliamo a loro perché vogliamo creare lavoro, ma lo vogliamo creare con il dinamismo, non vogliamo galleggiare, così come hanno galleggiato i due ex presidenti della regione di centrodestra e centrosinistra. Uno dei propositi, appunto, stavamo parlando di reddito energetico, diamo agli imprenditori, ai negozianti che oggi si sono visti quadruplicare i costi della bolletta, diamo loro a fondo perduto dei soldi, vogliamo mettere 50 milioni di euro che li prendiamo dai tagli, dagli sprechi della regione siciliana e li mettiamo a disposizione degli imprenditori per realizzare impianti fotovoltaici, impianti di solare termico, mini eolico e tagliare finalmente i costi della bolletta. Questa è una proposta forte, concreta, che vogliamo fare subito. Nell'immediato tagliamo i costi della regione siciliana e diamo agli imprenditori la possibilità, ai negozianti, di avere una boccata d'ossigeno e di respiro. Ovviamente il fondo di rotazione è proposto anche per loro, sono 50 milioni di euro che vanno ad alimentarsi perché quello che emettono in più come energia all'interno della rete viene immagazzinato come guadagno dalla regione siciliana, e quindi è un fondo che si autoalimenta, quindi non sono 50 milioni di euro, ma sono 50 milioni di euro che vengono continuamente rialimentati. Per quanto riguarda invece il discorso dell'ambiente, perché ci teniamo a questo, siamo l'unica forza politica che dice chiaramente no agli inceneritori, dice no a tecnologie obsolete, a tecnologie vecchie, e sì invece con forza a tutta quell'impiantistica distribuita, tutti quegli impianti che vogliamo realizzare nei vari ambiti territoriali, provincia per provincia, territorio per territorio. Però chi ve lo dice ad oggi non ha governato, chi invece vi propone gli inceneritori sono gli stessi che hanno governato per 10 anni la regione siciliana. Allora noi, ecco perché il discorso della concretezza, noi gli impianti li vogliamo fare per davvero, ma vogliamo fare quegli impianti distribuiti che servono a quel territorio, non ai mega impianti, tra l'altro obsoleti, quella è solo propaganda. Filippo Perconti, candidato alla Camera, ecco, ripropone la sua candidatura e il suo impegno politico come già fatto nella precedente legislatura. Assolutamente, io sono candidato secondo nel listino plurinominale alla Camera, dopo le elezioni interne che ci sono nel nostro movimento, perché il nostro movimento è l'unico, come ripeto più volte, che fa delle elezioni interne per scegliere l'ordine dei listini bloccati, e sono candidato anche nel collegio uninominale. Ci tengo a precisare una cosa: negli altri due collegi uninominali del nostro collegio, quindi Trapani e Gela, di cui fanno parte anche alcuni comuni della provincia di Agrigento, in quei collegi là il centrodestra ha candidato due persone che sono famose più per il loro assenteismo che per il loro lavoro in Parlamento, e mi riferisco a Michela Vittoria Brambilla e alla fidanzata di Berlusconi, la Marta Fascina, che hanno raggiunto circa il 70-80% di assenza in Parlamento. Io mi riferisco, chiedo agli elettori di centrodestra cosa potranno fare queste persone per il nostro territorio se neanche ci sono mai venute. Ida Carmina, capolista alla Camera, una bella soddisfazione?
Certamente, soprattutto perché viene dal consenso della base che ha voluto premiare il grande lavoro fatto quale sindaco di Porto Empedocle, cioè al fronte sul territorio a contrastare il disastro finanziario, la pandemia e nonostante tutto a uscire a testa alta e far uscire con dignità il mio paese da una situazione davvero difficile, e penso che questa fatica alla fine sia stata premiata dagli attivisti che mi hanno tributato un larghissimo consenso, tanto da essere la capolista. Io ho partecipato alle parlamentarie come è regola del Movimento 5 Stelle e sono stato il più votato a livello siciliano tra gli autocandidati al Movimento 5 Stelle, perciò avrò di nuovo l'onore, l'onere di rappresentare, spero, all'interno del Parlamento italiano i siciliani. Già per la provincia di Agrigento mi sono impegnato e ho portato anche qualche risultato a casa, sia col decreto agosto nel 2021 sono stati stanziati 3,5 milioni di euro per i comuni siciliani che sono più impattati dai flussi migratori. Per questo sia il comune di Porto Empedocle ma anche il comune di Lampedusa e Linosa e Siculiana hanno ricevuto ognuno di loro 375.000 euro che hanno utilizzato per realizzare delle strutture. Dopo 5 anni di opposizione siamo impegnati innanzitutto a spiegare ai siciliani, in particolar modo nella provincia di Agrigento, cosa abbiamo fatto in questi 5 anni di un governo Musumeci che ha ridotto la Sicilia in macerie. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, la continuità è quella del proponente governo Schifani. Ovviamente noi siamo contrari a questo tipo di proposta, ci schieriamo fin dall'inizio col nostro programma che è dalla parte degli ultimi, dalla parte di chi percepisce il reddito di cittadinanza e chi ha trovato le politiche attive del lavoro applicate male dal governo Musumeci. Io ricordo che la parte assistenziale è stata di competenza dello Stato, la parte relativa alle politiche attive del lavoro era di competenza della Regione. La Regione rischia tutt'oggi di sprecare 100 milioni di euro per il potenziamento dei centri provinciali per l'impiego. Ovviamente noi dobbiamo innanzitutto impedire questo tipo di attività, ci proponiamo da soli, perché non c'è stato verso di far convergere il PD dalla nostra parte con le nostre idee, quali per esempio il no agli inceneritori, che per noi sono un progetto vecchio, obsoleto, che richiedono 10-15 anni per quanto riguarda la loro realizzazione. Altri stati li spengono perché non hanno risorse per alimentarli, quali i rifiuti, e Musumeci fino a qualche giorno fa praticamente usciva con un bando che è andato deserto e non ha partecipato nessuno. Quindi uno dei primi atti che faremo è la revoca delle delibere che bandiscono con il pubblico incanto la realizzazione degli inceneritori. Vorrei mettere a disposizione l'esperienza acquisita in questi anni al servizio dei cittadini. Sono stato un amministratore e quindi so bene le difficoltà che oggi gli enti locali hanno nel ristabilire e nel fornire i servizi essenziali ai cittadini, ma in più abbiamo una grande sfida, quella rappresentata dai fondi del PNRR. I comuni devono essere in grado ed essere messi nelle condizioni di intercettare queste risorse e questi finanziamenti. Dobbiamo riuscire a creare opportunità sui territori sviluppando in positivo le risorse che questo territorio ha, il patrimonio naturalistico, il nostro sistema portuale, le peculiarità per creare opportunità e non fare migrare i nostri giovani, perché questo territorio si impoverisce sempre di più quando non riusciamo a creare opportunità e quindi a far esprimere competenze e professionalità ai giovani che purtroppo si formano e sono costretti ad andare fuori. Perché ci voglio mettere di nuovo la faccia per il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle secondo me è sempre e ancora dalla parte giusta. Purtroppo giornali, altri politici buttano in continuazione fango, anche nella piccola Agrigento ci sono delle diatribe, ci sono delle discussioni continue. Io penso che come ho portato sempre alla parte giusta le ragioni del popolo al Consiglio Comunale, così potrei fare alla Regione Sicilia. Dopo 7 anni di consigliere comunale, quindi di politica attiva sul mio territorio, su Porto Empedocle, ho deciso e ho avuto anche l'opportunità di dialogare con i principali esponenti del movimento, con cui mi è stata propinata questa
opportunità. Mi sono messo in gioco, ho dato la disponibilità, mi sono autocandidato sulla piattaforma e sono stato scelto, diciamo, per questa battaglia, e a me questo fa molto onore. Ho lavorato molto sul mio territorio, quindi su Porto Empedocle, sono stato riconfermato alle ultime elezioni di ottobre 2021 come sono l'unico consigliere del Movimento 5 Stelle oggi in carica. Ho portato avanti tante battaglie sulle infrastrutture, soprattutto a Porto Empedocle, e questo vorrei riportarlo alla Regione, sperando che i cittadini agrigentini, siciliani premino il Movimento 5 Stelle e mi diano questa possibilità. Io sono attivista da tantissimo tempo del Movimento 5 Stelle e grazie a questo la mia base, diciamo, le persone che mi hanno seguito negli ultimi 10 anni hanno creduto in me, hanno dato un grande sforzo, hanno fatto un grande sforzo per avere, diciamo, questa mia candidatura. Quindi è un carico di responsabilità fortissimo che ho nei loro confronti, diciamo, sulla base, ma anche e soprattutto per il territorio. Il mio impegno sicuramente sarà proprio per lo sviluppo di questo territorio, non solo diciamo, per le infrastrutture che sono mancanti da tanto tempo, ma anche per un risveglio anche culturale e sociale della nostra terra. Il nostro programma è tutto rivolto a questo di cui parlavo, ma anche un'agenda sociale, per cui il reddito di cittadinanza, quello è la nostra bandiera, ed è servito tantissimo negli ultimi anni per sostenere quelle situazioni di deficit economico che molte famiglie hanno vissuto e che sicuramente continuiamo a vivere, perché in questo momento viviamo momenti abbastanza critici.